ma che bontà, piace al ricco e anche al paesa. Polenta, schiedo pure il baccalà, tutte formai e sa la nostra. Evviva, eccoci qui ad un nuovo appuntamento con Brescia in tavola e la brava e bella Federica, a cui oggi cado una gratatina, No! Ah, che te gratis. A me rovini Che? il Peggio discorso. il discorso, peggio di come stai messa. Ma. Va bene, allora oggi vi raccontiamo una ricetta, anche questa tipica, insomma, le tagliatelle ai funghi porcini. Questa proprio, Vabbè, dico, si fa, se no, Certo, passiamo subito agli ingredienti? Gli ingredienti? Dai. Tagliatelle, funghi, Lo vuoi fare porcini. tu? Niente, ciao. Allora, Pasta all'uovo. tagliatelle, ovviamente, funghi porcini freschi, burro, prezzemolo, olio extravergine di oliva e polvere di dado. Ma tu lo sai che i titolari del ristorante Nuovo Inizio in via Canicchio 45 i funghi non li fanno, arrivano solo quelli certo. coltivati, li vanno a raccogliere con le manine belle in stagione, poi conservati bene e te li danno freschi al ristorante, lascia fare. Sì, lo so. Sì. Allora dovremo, chiaramente una volta pulito il fungo, dovremo tagliarlo a fettine non troppo spesse, dovremo aggiungere una casseruola un po' di olio extravergine di oliva e burro e faremo stufare un pochino i nostri funghi. Ma seguite chi? Cerca King Gaiofo! È Gaiofo che cerca King Gaiofo! Non so mio cosa è la Gaiofo! Ma che bontà! Siamo alla prima gelateria sotto zero a Roncadelle. Federica ci hai messo in difficoltà con ste gaiofa, ma io ho trovato il signor Rolando. Signor Rolando, lei di Roncadelle? Sono di Roncadelle, adesso sì, sono gardesano di origine ma abito a Roncadelle da 40 anni. E lei sa cos'è la gaiofa, per favore? Allora, da noi la gaiofa è praticamente la tasca, che qui dicono la scarsella. Ecco, qui a Roncadelle la chiamano scarsella, da noi sul Garda la chiamiamo gaiofa. Federica, ha risolto il mistero grazie al signor Rolando. Lei che fa di bello, signor Rolando? In pensione. Che Dio la benedica, qua con gli amici alla prima gelateria sotto zero. Qua sempre, tutti i giorni. Ma chi offre? Chi offre? Chi paga? No, facciamo il giro un po' alla romana, una mattina uno, una mattina l'altro. Hai capito gli amici Ma qui qua? Rolando! Che bisca, Quelli lo sai io, te no, però, che la tasca, la gaiofa e la scarsella, gaiofa, tasca. Vabbè, gaiofa, scarsella un pochetto più raffinato, Scarsella. No, dai, Un pochetto più sofisticato. Allora le tagliatelle con i funghi, Fede, andiamo avanti. Porcini tagliati a fettine, olio extravergine di oliva, burro, li lasceremo stufare un attimino aggiungendo del sale, del prezzemolo e del brodo fino a raggiungere la cottura desiderata. In un'altra Che piace il fungo un pochetto più morbido, più duro, dipende, vabbè. più croccante, Così, insomma, così, dipende, così. esatto, come piace. De gustibus. Bravo, non si discute sus, giusto? Ecco. Lo conosce l'inglese, vedo? Io sì, questo è latino, però ignorante. Sei cascato. Dai! Faremo cuocere le nostre tagliatelle all'uovo in acqua salata e mescoleremo tutto insieme. E la nostra ricetta è pronta! È pronta? Da gustare, mangiare. I funghi porcini anche questi raccolti dai titolari sì. nella zona di Borgotaro. Tu sai dove è Borgotaro? Berceto, Borgotaro. In Sicilia! Sull'Appennino! Mamma che ignoranza! Tipo Monte Bianco. Monte Bianco, guarda, la cultura è direttamente proporzionale all'altezza, guarda che roba. Vabbè, basta, abbiamo finito. Alla prossima, ciao. Buon appetito!